Hasta la vista, baby. Oh, dicelo, si vede. Fischia, volete fischiare? Chiama Lato! Attacco in campo! Dai! Vieni qua! Stai tranquillo! So chi l'abbia vista, ma Sì. guarda, tagliala! No! Gli ho fatto bene. Danilo! Per me gli ho fatto bene. La prima azione già che non era fatto, era sinistra, doppio sinistra! Bello Nico. Bravo! Non colpiamo fuori dal campo! No, se è veloce no. Non va bene. Sì, per pagare. Buono Ale, buono. No, ma riesci a fare un racconto. Ale. Ma nulla, basta il codice fiscale. Francesco, largo! No. Quello che abbiamo detto noi ha calcolato. Esattamente quello che abbiamo detto noi. Senza nessun tipo di... la sera. Attacco fuori! Lì all'1:30 si trova. Sì, si fa qua e poi io ti dico, ho fatto saltare la tua parte per ora. Poi lavoro. Bravo! Ragazzi! Farmi vedere l'infinità di roba di sì, deve essere contento, poi mi sono chiamato quando No, il simbolo sa. la metà, ma lo sa già, gli ho mandato il messaggio che può essere. Dico, bisogna butti giù, ci si sente più tardi casomai. Ma se lui è davanti, allora Vai. è lui che è Di niente, ciao. Non scappano già, guarda che... Ragazzi, occhio alle maniche! Face mask bianco, 15 anni, primo down. Numero?
Perché ora Un passo indietro. No, ora... Dai Cagliola, Luca. Luca. Lo fa commentatore. Bene, Inizia il gioco. no, io lo so. No, me la uscita. Abbiamo fatto che commento fai? Ora non lo fai. Mentre magari, non so, vedete voi invece, nel senso che dopo non ce li metti su me. E lì ci venga anch'io. C'ho 56, allora io fai il commentatore. Basta passare la vista medica. Io ho già passato. Fai il commentatore. No, io ho fatto non posso ritirarmi. Corre! No, colore. Esatto ragazzi, collo, Morte perché voi tenetevi in casa. Per cosa fanno? allora chi è? Corto! Vai! Non è la cicletta. Sono un po' bassini, Lassù veniva parecchio meglio. Sì. Lo vedevi meglio. Non riesco a seguire bene le mende della palla, sono lontani. Ma poi da sopra dall'altro la ora faccio di Giovan Marino. Non si inizia. Forza! Ho visto anche a parlare la squadra. Mi sta anche c'è diverso. Guardavo il roster. Quanto stanno? Se fai. Che non c'è la trasformazione. Io farei anche un commento, ma non sono cazzo di. Cosa dico? Grande portapalla, la tutta quattro parte, cazzo di. Si sentono anche così. Non so che cazzo io, si sentono uguali. Dopo aver subito il touchdown si riparte da 20. Una corsa del runner. Dalla corsa del runner. In questo caso è il fullback. Luca Fusetto.
Bravo Luca, buono, corsa di 40 yard, penso. È andato bene. Da dove è partito? Dalla 20. È arrivato il positivo sui 30 è partito. È partito dalle 20. Ah, dalle 20 Sì, perché quando si subisce il touchdown, non sempre, nelle regole che abbiamo stabilito stasera, ripartiamo dalle 20. Dalle 20 yard del nostro campo, cioè di chi è all'attacco. Sul nostro non si riesce a superare 10 yard e si parte da dove rimane la palla. Questo è quasi secco, peccato un bel lancio del QB non preso. Sì, vabbè. Un po' di cose non sa che regole ci sono, non sai nulla, capito? Quindi cazzo sono? beh, secondo me i dirigenti adesso ti ricorderà Ma perché non deve essere una cosa naturale, capito? Vabbè, insomma, siamo sempre in attacco noi. Il lancio è stato nullo, non ricevuto, quindi si riparte da dove eravamo prima. Con una corsa larga, un sotto tosse, di Lorenzo Campera. Bello, bella corsa laterale, si ferma un sotto tosse. Infatti loro no, non faccio tempi morti, tanto ho 2 ore di vabbè, ora praticamente abbiamo fatto touchdown, però in questo caso, in questa particolare partita non facciamo la trasformazione, quindi vale 6 punti il touchdown. E ora il nostro attacco che aveva segnato è uscito fuori naturalmente, ma l'attacco degli altri infatti ripartono dalle 20 come era successo prima, e ora i Packers Cecina sono in attacco. Questo è un lancio, come ben si vede. Venga a allenare, ma allena anch'io per fare qualche roba Ora abbiamo fatto 2 touchdown per 1, questo era un touchdown. Siamo a 12 pari, siamo ripartiti naturalmente dalle 20 con una corsa, non ho visto bene perché ero coperto. Abbiamo preso il primo down, sì. Abbiamo preso un lancio. Un lancio, abbiamo preso un primo down con un lancio, uomini davanti non ho loro sono tutti belli in palestra, tutti belli in sono accalenato. Sì. Io lo sapevo non mi viene nemmeno fuori. Siamo sempre in attacco. Un lancio buono, ricevuto mi sembra, sì, senza che toccasse terra.
Beh, abbiamo conquistato 3-4 yard, no, di meno, 1 yard, 2, 3, se si muove il palo, il box. Abbiamo conquistato tipo 3 yard e siamo al secondo tentativo. Riprendi laggiù. Vedi quei paletti arancioni? Sì. Quei 2 paletti arancioni distano tra di loro 10 yard, quasi 10 metri. Sì. E in mezzo c'è un palettino con il numero 2. Quelli sono i tentativi che abbiamo per superare quei 10 metri. Vedi? Il box va nella distanza a cui abbiamo conquistato. In questo caso abbiamo conquistato momentaneamente 3 yard come anche di prima e siamo al secondo tentativo. In gergo si dice secondo down, che ora cambierà nel terzo. Quindi è il terzo tentativo ora per superare i 10 yard. Al quarto, se non lo superiamo, in quel caso ripartiamo dalle 20, come prima, perché sì, nelle partite vere, non in questo caso, si calcerebbe un calcio che si chiama punt per allontanare il più possibile la palla dalla nostra area che si chiama end zone. Lascia, ci penso io. Dai, io sono sono 2 fratelli. Ma sono parenti di Paolo? Sono suoi nipoti. Ora vedi, ai quarto down, se non riusciamo a superare quelle 6 yard lì, che ora abbiamo conquistato per ora 4 yard dei 10, se i 6 yard non li riusciamo a superare, no, ripartono loro dalle loro 20. Dalle loro 20, loro sì, in attacco. Dalle loro 20, sì, in questo caso si fa così per facilitare il gioco. Sì. Momentaneamente le regole sono leggermente cambiate, l'abbiamo già aggiustato per questa partita. Allora questo si chiama sack. Quando il QB viene placcato, oltretutto è stato un fallo perché è stato placcato da dietro, quando il QB viene placcato praticamente si chiama sack. E il sack cosa comporta? Che viene riparti da dove è stato placcato. In questo caso era il quarto down, però ti ripeto, in casi normali al quarto down si sarebbe calciato un punt. Qui essendo due squadre un po' diciamo novelle, abbiamo deciso di non fare una partita al 100% normale, ma con delle piccole regole, visto che non ci sono i pali, cioè, oltretutto poi nel football a 9 non ci sono i pali. Nel football a 9 non vengono usati i pali, solo nel nel football 11. Il calcio aggiuntivo. Quindi i down vengono calcolati così? No, i down sono quelli. Ma i pali quelli degli... I pali per quelli che si vede nelle zone. No, i pali per le H, come lo vuoi chiamare. Quei pali lì vengono usati. Vedi, c'è stato un fallo personale della difesa contro l'attacco, quindi l'attacco è andato con primo down automatico. Vedi ora il pallone è lì e i paletti sono trovati a 10 yard e il box si chiama, dove ci sono numeri, è nel primo paletto con l'1, perché il fallo ha comportato una perdita di possesso per la difesa di terreno di 10 yard con il primo down automatico. Quindi se noi avevamo da conquistare ancora 20 era uguale il primo down. Quindi ora siamo primo e 10. Questo è un gioco di corsa del nostro run che ha conquistato, mi sembra, 5 yard più o meno. Quindi il box si rimuoverà, ci verrà il numero 2 e si metterà a 5 yard. Non è facile riprendere una partita di questo. No. Adesso sei ampio e vedi tutto è un conto, ma da qui te lo dico. No, poi non è, cioè, le prime volte non sarebbe nemmeno facile perché ci sono tanti giochi che si chiamano play action, che si chiama play action perché praticamente si fa le finte di un gioco mentre si fa la finta di una corsa per poi fare un lancio, depistare la difesa, farla spostare tutta da una parte, insomma depistarla in qualche modo per poi fare un altro gioco. Ossia invece di correre si lancia.
non ha ricevuto, quindi non succede niente, non viene toccata da nessuno, tocca a terra, quindi la palla, il lancio è nullo, è incompleto si dice, non viene ricevuto dal ricevitore, oltretutto è andato fuori, ha toccato terra, se la difesa l'avesse preso si chiama intercetto e quindi la palla poi va alla difesa che diventa attacco. La leva voi l'avete finita? La leva abbiamo finita nel senso che abbiamo fatto la prima leva e ora faremo la seconda. Ok, quando c'è la seconda? Mi sa che faremo passare Pasqua, questo è un po' tardi. Sì. Non mi ero accorto che c'è stato un fallo e naturalmente i falli vengono puniti con la perdita di terreno, che possono andare, dipende dal tipo di fallo, dalla gravità di fallo, da 5, 10 o 15 yard, e alcuni hanno il primo down automatico. Questa è un'altra corsa ma del QB, hanno fatto una anche qui in questo caso è stata fatta una corsa, una finta di una corsa e il pallone invece di darlo poi al runner che corre, la corsa l'ha portata la palla, l'ha portata al QB. Quindi era una play action, adesso non ho visto bene, ma una finta 33 power, 18 QB. Vuol dire che il quarterback porta la palla. Siamo sul terzo tentativo e 4, ci manca ancora 4 yard. Allora, qui siamo in una posizione dove si vede un po' male. Questa è stata un'altra corsa, abbiamo conquistato, non siamo riusciti a prendere il primo down, ma abbiamo preso un paio di yard e ci avviciniamo sempre di più a conquistare il primo down. E dovrebbero mancare 2 yard. Due yard ragazzi! 2 yard! Occhio Corri! Questo è stato un gioco, come dicevo prima, una finta del quarterback di una corsa e poi il pallone il quarterback invece di darlo a un running back, che sono i due corridori, l'ha tenuta in mano, la difesa si è allontanata seguendo la corsa e invece è stato lanciato al ricevitore che, sapendo di una finta, è rimasto sul posto per ricevere e siamo riusciti a prendere il primo down facendo una decina di yard. Quindi per ora insomma l'attacco sta funzionando. No, infatti chiaro che faceva commenti alle partite. sì, vabbè, ma anche Elio non è che faceva commenti. No, lui era proprio appassionato, lui sentiva sì. Cioè, non era un commento, era un tifo. no, ma meglio fare una chiacchierata così che spiego. Qui abbiamo rischiato un intercetto. L'intercetto, come dicevo prima, è che una palla lanciata dai bianchi, per esempio, viene presa dai blu. Quello è l'intercetto. E naturalmente cambia il possesso di palla. E una volta fatto l'intercetto, la difesa può correre il touchdown, quindi si può trasformare addirittura in un punto, oltre che a conquistarsi, diciamo, il possesso di palla. È andata bene, quindi non è niente. No, il secondo down. Sembrava no, è il secondo. Ora è stato il primo down, quello di ora non ha ricevuto.
incompleto. Un'altra bella corsa. Non vedo il pallone, non vedo il pallone, sono c'ho io. Ascoltate, il centro non può far fuori gioco perché snappa la palla. Non può essere fuori gioco, la palla l'aveva alzata, la palla sta in campo ma l'aveva alzata. Aveva già alzata la palla, Fermi! Perché sei mosso, si prende una volta. È una partita didattica questa, non è una partita di campo. Solo ringraziare. Quindi c'è un fuorigioco Il centro. Dai, zitto! Cosa che io non voglio fare, quindi va bene. No, andare sulla Vai Luca! Sì! Palla all'arbitro, la palla all'arbitro! La buttiamo! Dai, Jeff, cazzo! Leva la testa dal culo, eh? grandi grandi. Mi fai morire, mi tutta la palla esposta così, e alla Dietro, Go defense! Va bene Danilo! Buono Danilo! Antonio, forza Antonio qua! Raffa, ma una birra no? Dai Matte, dai Matte, Ma infatti la tenete voi lì, io la vengo a bere lì! Dov'è che hai sbagliato? Su di volte fatto primo.
ora su quick out, che non è free power o free power presente in campo, però destra quick out, ovvero quick out dei giocatori, ombrello dei giocatori. Sei andato a cambiare il non è Dai di, dai di! Forza! Corri! Giù! Bassi! Più bassi! Dai, libre! Dai, dai! Voglio avanti, grande! Vai avanti! Scappalle di mezzo. Ascolta una cosa, io devo capire una cosa. Lancio!
Perfetto, allora Forza difesa! È tutto esterno, spingilo fuori, portalo fuori, levamelo dal cazzo, non può essere lui a fare il gioco, è l'unico uomo che voglio bloccare. Scendi più esterno! Non tieni! Primo! Forza ragazzi! Qui si è fermato dove è Corazzo? Sì, però non si Blitz sinistra! magari vi trovate in episodio, tanto poi quello che siete d'accordo tra di voi. Va bene? Vieni Paolo! Vai difesa! Jack a casa, Jack a Bravo Fede, bravo! E poi usassi le mani! Fede! Toc! Le mani! Forza difesa! Vai difesa! In questo caso c'è stato il fumble, quello che ti avevo accennato prima. Praticamente ho visto uno dei blu è riuscito a toccare il pallone prima che il quarterback riuscisse a passarlo al running. Quindi vedi, ora abbiamo cambiato i giocatori, noi siamo entrati in difesa. In questo caso non si parte più dalle 20, ma si parte da dove è stato preso il pallone. Si dice ricoperto il pallone dalla difesa, quindi la difesa esce, l'attacco dei bianchi esce e si sono scambiati. Ha cambiato il possesso di palla. Hanno ritardato un po' il quarterback a prendere la palla, quando l'ha passata il difensore di linea, il defensive end è riuscito a toccare il pallone, poi ci si è buttato sopra, l'ha ricoperto e quindi ora il possesso è di loro. Bravo Paolo!
Vediamo sinistra! No, si va a vedere le foto. Prossimo attacco, il primo attacco partito, ok? Prossimo attacco, il primo attacco. Quello che c'è sulla lavagna. Non c'è. Fuori dal campo 15 anni. Fuori dal campo. Grande! Riprendiamo la palla, occhio al quarto, Dai difesa al quarto, forza! È ora, forza! Adesso sono... Giocando a sinistra! Dai, offense, dai!
Poi date un po' di bottiglie d'acqua, bimbi. Dà un po' d'acqua, ma per favore. Le perne abbiamo buttato. Acqua ragazzi, acqua. Ne dà un po' di più. Cosa devo dire? Cosa devo dire? Cazzo! Dani, bisogna adesso provare. Sì, pensate. Dani,